una manifestazione, questa della UIL, che ha raccolto stamattina tanto consenso e che addirittura viene presa a modello da altre province. Scendere in piazza il giorno 25 è importante per salvaguardare non solo le infrastrutture ma anche il futuro di una terra che giorno dopo giorno muore. Questo è lo slogan che lei ha lanciato nel corso del suo intervento. Sì, è lo slogan che ho lanciato nel corso del mio intervento, ma è la sintesi del cartello sociale che abbiamo messo su per organizzare la manifestazione del 25. Una manifestazione dove prevediamo una massiccia presenza dei cittadini di questo territorio, di Agrigento, una manifestazione che rivendica una viabilità normale, una manifestazione che comunque non è contro ma è per il nostro territorio. L'intervento ha visto anche la qualificata presenza di tanti operatori, tra cui anche il segretario del sindacato, che ha voluto così in un certo senso onorare questo impegno con la sua presenza ad Agrigento. Sì, Carmelo Barbagallo, a seguito del convegno della UIL sui dati delle cifre socio-economiche che abbiamo promosso nel mese di dicembre, voleva vederci chiaro. Oggi è venuto qua ad Agrigento, abbiamo organizzato questo convegno, un convegno partecipatissimo non solo da lavoratori pensionati ma anche da professionisti, operatori della politica, che comunque pone al centro la questione Agrigento. Quindi parte oggi ufficialmente l'avvertenza Agrigento, dobbiamo attenzionare questo territorio, rimarcheremo tutto con la manifestazione del 25. Bisogna rilanciare l'azione del movimento sindacale, della società civile, della cittadinanza per recuperare la possibilità di un patto per il lavoro, per il Paese, per la nostra economia. La Sicilia è una realtà dove il 60% delle zone culturali, dell'impatto economico dovrebbe avere un grande risultato e invece abbiamo il problema delle infrastrutture che mancano. Arrivare da Francoforte ad Agrigento è un'impresa e se non circolano né le merci né le persone né le idee, questo Paese non si può riavere. Questa è un'iniziativa che precede la grande manifestazione che dovrà essere fatta per il risveglio delle coscienze ma anche il risveglio economico di questa zona del nostro Paese. Bisogna fare in modo che sia emulata anche da tutto il resto del Paese, così come abbiamo fatto l'anno scorso con tutte le manifestazioni che abbiamo messo in piedi da Piazza San Giovanni a Reggio Calabria per rilanciare l'economia e per evitare che i nostri giovani sono costretti ad andarsene dal nostro territorio. Sì, finalmente si smuovono, come si suol dire, le coscienze per non sentirci dire dove siamo stati nei futuri anni. Parliamo di questo isolamento infrastrutturale dove noi denunciamo da oltre 2 anni, lo abbiamo fatto con l'osservatorio provinciale sui centri storici, lo abbiamo fatto quando abbiamo parlato del caso Agrigento, un isolamento che ci porta allo spopolamento dei nostri centri storici, all'abbandono dei nostri centri storici. Oggi, grazie a questo evento voluto dalla UIL, possiamo ribadire che Agrigento, con tutte le sue bellezze, ha la necessità di infrastrutture veloci per poterci rapportare con il resto della Sicilia e con il resto d'Italia.